Nel prossimo servizio il bilancio di alcuni centri estivi molto speciali. 25 famiglie coinvolte nel progetto estivo che per il secondo anno consecutivo ha permesso a bambini e ragazzi autistici di imparare, confrontarsi, trascorrere momenti piacevoli, condividere la socializzazione. Guidati da un team di esperti, tra operatori e volontari, i ragazzi hanno trascorso un'estate intensa grazie a un programma mirato incentrato sulla cucina, sui laboratori, sullo sport, attività svolte anche in piscina e fattoria, oltre che nella sala polivalente di via Santissima Trinità. Un bilancio sicuramente positivo, quello dei centri estivi promossi dall'Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici e ANFAS, e dopo la seconda esperienza già si pensa al prossimo anno e si pensa di cercare soprattutto una sede più grande e adatta a tutti gli ospiti. La necessità di sostenere queste disabilità è molto importante anche perché è totalizzante per la famiglia e per cui l'offerta di un servizio durante l'estate rende più felici i ragazzi che non si vedono sempre a casa a fare le stesse cose e ad annoiarsi, le famiglie che hanno modo di fare con il loro agio le loro attività o anche di scegliersi di andarsi a prendere un caffè con un amico, che per noi è una cosa eccezionale.